Atto di teppismo da parte di vandali calati meglio di Attila nella notte che hanno preso di mira la sala d'aspetto della stazione ferroviaria in presenziata di Cormons. I soliti ignoti hanno pensato bene di approfittare del buio e della mancanza di sistemi di videosorveglianza per compiere indisturbati la loro azione. Questa mattina, davanti agli occhi increduli delle persone giunte in stazione per salire sui primi treni verso le destinazioni previste, l'incredibile scena. La firma non lascia dubbi. Si tratta di teenager, la famosa generazione Z, poco avvezzi al rispetto delle regole, dove la loro soddisfazione non è di certo la nostra. Tornando alla cronaca, hanno pensato bene di prelevare l'estintore e svuotarlo completamente, trasformando la sala in una sorta di paesaggio alpino di bianco respiro. Il problema è che gli stessi autori hanno spruzzato la polvere bianca non solo su tavolini, sedie e pavimento, ma anche verso il bar e le macchinette obliteratrici, danneggiandole. Questa mattina personale di Rete Ferroviaria Italiana e volontari, utenti che frequentano il bar gestito dal signor Ennio Bigot, che a fine mese chiuderà i battenti per mancato rinnovo della convenzione, hanno iniziato l'opera pia di pulizia e messa in sicurezza per garantire agli utenti un minimo di servizio. Per alcuni giorni la sala d'aspetto sarà comunque interdetta per consentire il ripristino secondo i canoni di sicurezza. Chiaramente nessuno ha sentito o visto niente. Non è la prima volta che la stazione cormonese viene presa di mira con atti di questo tipo. Indagano le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.